Eder, McAllister. Dopo anni che ha sbandierato il fatto che io mi invento tutto nei miei rapporti con Liliana, adesso all'improvviso sono il papà di suo figlio. Mi sembra una idiozia talmente enorme che era meglio che se la tenesse, secondo me, obiettivamente. E poi non posso dire niente perché 35 anni fa sono troppi e io non avrei mai immaginato allora che dovevo segnarmi cosa dire oggi, primo. E poi in quel periodo io probabilmente conoscevo senz'altro Liliana perché ci siamo conosciuti nel 79 e dall'81 non ci siamo mai persi di vista, per cui siamo dentro. Però io avevo altri interessi anche sentimentali, non ho mai saputo che lei fosse rimasta incinta da chi che sia. Ma no, mio lo escluderei al 99,9%, però il 100 non esiste. Però è molto improbabile, tanto vale allora lui lo poteva dire un anno fa o quanto è, invece che venire a dire come fino all'altro ieri che io mi sono inventato tutta la mia storia, che vaneggiavo, che erano fantasie mie, quello che io raccontavo dei miei rapporti con Liliana, questo è il concetto. Lui in questi 2 anni ha detto di tutto e il contrario di tutto. Si è contraddetto 100 volte, no 2, 3, 100. La cosa importante è che con questo passaggio Sebastiano ammette ufficialmente di sapere della tua relazione con Liliana. Considero di sì a questo punto, perché se viene fuori adesso che ero addirittura il padre di suo figlio, lui si sarebbe preso il figlio addosso o no? Se nasceva anziché abortire. Cioè, io questa storia non l'ho mai sentita se non 3 giorni fa o 2 e basta, per me è una novità assoluta. E io non ho mai saputo mai che Lilli fosse rimasta incinta da chi che sia. Io intanto volevo dire che le date sono del 93 e quindi probabilmente era figlio di Sebastiano e non di Claudio. Secondo me era lui che non lo voleva, perché quando Liliana diceva, l'ha detto anche a me, e ha già lui 2 figli, vuol dire che qualcosa c'era che non andava, che qualcuno di loro 2 non voleva avere figli. E comunque volevo dire questo certificato medico è venuto fuori 2 o 3 settimane, non mi ricordo se dopo la scomparsa o al ritrovamento. Questo qua è stato fatto vedere alla Gabriella e noi questo degli aborti lo sapevamo già quella volta. Quello che non sapevamo, l'intercettazione, dove lui dice che probabilmente era di Claudio e nell'intercettazione dice anche che non ha detto niente né al suo avvocato né agli inquirenti. Allora io dico, se tu sapevi di questa cosa, quando hai fatto la dichiarazione di scomparsa, dovevi mettere al corrente gli inquirenti. Mia moglie, guardate, forse frequenta un'altra persona, forse un amico speciale, non lo so, però mia moglie sta frequentando un altro, mi do il suo numero di telefono. Invece lui quella sera blocca il cellulare di Claudio. Ecco, e nell'intercettazione appunto, siccome noi abbiamo sempre detto che lui la seguiva e che si faceva trovare dove lei aveva appuntamento con altre persone, probabilmente l'ha anche fotografata e in quella intercettazione lui parla anche degli hard disk, probabilmente quelli che voleva portare a Laura e Pino, perché probabilmente, come dice la giornalista, ho paura che dentro ci siano le foto di Claudio con Liliana. Allora come la mettiamo? 27 mesi che dice che lui non sapeva niente, che è tutto inventato da Claudio. E poi voglio dire un'altra cosa, io non ho motivo di difendere Claudio perché lo fa benissimo da solo, però noi abbiamo saputo da Claudio, dopo il certificato, noi gli abbiamo chiesto parecchie volte, ma sei sicuro di non saper niente? Sei sicuro che Liliana non ti ha mai detto questo? E lui ha sempre detto di non sapere niente. Quindi non vedo perché dopo 27 mesi bisogna mettere in dubbio questa cosa, visto che ci sono altri tasselli da mettere insieme. Perché ci sono litigate, perché ci sono testimonianze che parlano di forti litigi il 23 e il 24 ottobre del 2022, quindi andiamo a cercare questo. E io mi chiedo un'altra cosa, perché nessuno è andato a parlare con la ex moglie?
Perché nessuno va a parlare con gli amici di Sebastiano? Perché noi siamo amici e parenti di Liliana. Noi Sebastiano l'abbiamo accettato per amore di Liliana, ma lui ha altri amici particolari. Perché nessuno va a vedere questo? Particolari, non dico altro, non posso dire altro. Non certo gruppo degli onesti come noi, perché hanno avuto pendenze che hanno... ma non so se sono pregiudicati o meno, comunque so che hanno avuto delle storie. È stato detto in più occasioni, non lo sto dicendo io ora, è stato detto in più occasioni, solo che non si sa perché certi opinionisti dicono di aver letto tutto il faldone e io non ci credo a questo punto, perché se lo avessero letto veramente avrebbero trovato le intercettazioni e tanto altro. La cosa importante è che con questo passaggio Sebastiano ammette ufficialmente di sapere. Lui dice anche che non lo sa se è di Claudio, che Liliana non gliel'ha mai detto e che loro non ne hanno mai parlato. Anche questo dice. Allora è una cosa o è l'altra. Ma con Sebastiano sappiamo che è così. A seconda di come gira il vento, lui cambia l'aggettivo, cambia la frase. Come ha detto la testimone, che è stato un incidente, e io ci credo. Io credo più alla testimone che a Sebastiano, perché lui in questi 27 mesi non ha mai detto una volta la verità. Anche per quello che riguarda me stessa. Una volta dice che ero io gelosa di Liliana, poi dice che era Liliana gelosa di me. L'altro giorno mi ha mandato i saluti e mi ha detto di a Silvia che le voglio bene. Ma stiamo scherzando? Ma vi rendete conto del personaggio? Con che faccia a un mio conoscente va a dire di a Silvia che le voglio bene e che verrò a trovarla, ma questo adesso non è il momento. E lui ha tanto paura che anche la controparte venga a conoscenza, vengano fatte vedere quelle foto, vuol dire che qualcosa di tangibile della relazione c'è, e c'è il fatto che lui li seguiva. Perché altrimenti come si spiega? Lui ha fatto vedere una foto di Sterpin con il berretto da bersagliere in Piazza Unità, ma quella era una foto caratteristica, nel senso che era un giorno di festa. Chissà quale altre foto lui ha fatto, perché Sterpin e Liliana sono stati anche fermati dalla polizia in tempo di Covid, che non si poteva uscire. Quindi le testimonianze veritiere che loro si incontravano ci sono, basta saperle leggere, basta saperle guardare. Ma se non lo si vuol fare, come minimo, come dice Claudio, da ottobre sono cominciati, diciamo così, le schermaglie tra loro due, perché c'è anche una testimone che dice di averli sentiti urlare, ma urlare forte, da spaventarsi e chiudersi in casa. E si sentiva Sebastiano che urlava, che era molto agitato, e Liliana nella sua compostezza, diciamo così, urlava, ma urlava piano. Claudio dice il 25 ottobre era una giornata particolare per loro due da ricordare. Questa testimone dice che questo alterco è successo il 23 e il 24, dopodiché lei non ha più visto Liliana e a causa di questo alterco lei non è riuscita neanche a salutarla e non l'ha più vista. Sarebbe stato meglio che Sebastiano lo avesse detto tanto tempo prima, perché così, stando le cose, lui fino a un paio di settimane fa o pochi giorni fa continuava a dire che io mi sono sognato il mio idillio con Liliana. Questa è una riprova che lui in questi anni ha raccontato di tutto e anche il contrario di tutto. Per tornare a quel periodo, io ho conosciuto mia moglie il 1° luglio 1990, motivo per cui con ogni probabilità non ho fatto nessuna crocetta sul calendario riguardante quel periodo, motivo per cui non posso dirlo con assoluta certezza, ma probabilmente io in quel periodo non mi ritrovavo con Liliana, perché avevo la mia futura moglie di fresca conoscenza, dico io. Per cui Liliana era, non voglio dire messa,
messa in disparte, però non posso, dopo 30 rotti anni sarà difficile rivangare il passato per filo e per segno, però sono relativamente convinto che in quel periodo con Liliana non ci si frequentava a quel livello. E se invece la cosa fosse accaduta prima, si parla di dicembre 92. Potrei dire, potrebbe essere, però c'è sempre un grosso condizionale. Potrei dire, ripeto, potrebbe essere. È strano che Sebastiano, ripeto, fino all'altro ieri diceva che io mi sto sognando o mi sono sognato le mie frequentazioni con Liliana. Lo ha detto lui fino all'altro ieri. Adesso all'improvviso io divento il papà del suo potenziale figlio. Se lui si sposava con Liliana e lei si portava a corredo mio figlio, a questo punto se lo levava lui? Ma che gioco giochiamo? Tu hai sempre detto che con Liliana non ti sei mai perso di vista, quindi tra l'88 e il 91 tu ti frequentavi assiduamente con lei? Posso dire di sì, anche se sporadicamente, perché non era quella frequentazione fissa, diciamo, ecco. Io ricordo che prima di mia moglie ero, non dico fidanzato, ma comunque avevo rapporti da vicino con un'altra donna, Emiliana. Conosciuta mia moglie, ho troncato perché non mi sono mai piaciute. Non ero fidanzato, andavo su e giù, Trieste, Emilia e ritorno. Se vogliamo chiamarlo verosimile può essere, non voglio tirarmi fuori. Che sia probabile non credo, perché sono convinto che Liliana me lo avrebbe detto. Perché eravamo lì, no, io ero libero, lei non so se era già fidanzata con Sebastiano. Ma me lo avrebbe detto. Per me l'altro ieri, questa notizia è stata una novità assoluta. Non ho mai saputo che Liliana era stata incinta da chi che sia. Questo posso dichiarare. Con il carattere di Liliana considero improbabile che lei si fosse tenuta per sé un segreto simile se quel figlio poteva essere mio. Non credo. Con il carattere di Liliana, e poi in tutti i 30 anni successivi non ha mai aperto bocca? 40? Quanti sono? Non la credo probabile. Fare oggi la retrospettiva di 30 o 40 anni fa non è banale, è relativamente laborioso, ma io ci ho pensato su e ripeto, Liliana a me non mi ha mai detto di essere rimasta incinta in qualsiasi periodo dei 40 anni che ci siamo conosciuti, da chi che sia. Questo è. Io sono relativamente convinto che se quel figlio poteva essere mio, lei me l'avrebbe detto. E non fosse altro che per accalappiarmi, diciamola così. Cioè, è chiaro che se uno si sente dire da una donna che io ero libero, comunque, io ero libero di farlo, potevo anche cambiare parere, motivo per cui, ripeto, l'ho già detto, io non ho mai saputo, fino a ieri, l'altro ieri, che Liliana fosse rimasta incinta, ripeto, da chi che sia. Potete trarre voi le conclusioni. Sebastiano, io lo ripeto, ha sempre, dico sempre, detto di tutto e il contrario di quello che ha appena detto. Lui ha sempre parlato di idillio, eccetera, che non esisteva da tanti anni. Io lo sapevo e l'ho detto, l'ho dichiarato. Io in polizia il giorno 15 dicembre 21 ho raccontato, ci sono stato 3 ore a parlare e ho raccontato tutta la nostra storia, compreso nel discorso compresa la situazione fra di loro di quel momento. Cioè erano in piena crisi. Inutile. Lui invece ha parlato sempre di idillio, di topolini, di fiorellini, vasi da fiore, buttati in testa. Sì, io non sono mai stato per Liliana uno dei tanti amici. Io sono sempre stato per Liliana l'amico numero 1, per 40 anni ed oltre. Per cui e ho dichiarato candidamente il 15 dicembre 21 in polizia
che io e Liliana in oltre 40 anni che erano trascorsi da allora non ci siamo mai persi di vista. Non fosse altro che per farsi gli auguri di compleanno, gli auguri di buon anno al 1° gennaio, eccetera. Non ci siamo mai persi di vista a livello amicizia. Talvolta questa amicizia andava oltre. Non posso dire quando né come, però non posso perché non ho nessuna crocetta sul calendario, intendo. Comunque questo dimostra una volta di più che, come io ho sempre detto, la mia amicizia, chiamiamola particolare fra virgolette, con Liliana non è mai finita, punto. L'ho dichiarato 1000 volte. Sebastiano invece e anche il buon Covalero hanno sempre detto che io mi sono sognato, fatto sogni erotici con Liliana. Allora io facendo sogni erotici metto incinta una donna? Andiamo sulla terra, no? Il suicidio è una bufala, l'ho sempre detto. Liliana non poteva suicidarsi con i programmi e i progetti che noi avevamo negli ultimissimi mesi, se non altro, che avevamo in testa. Lei non poteva suicidarsi, non poteva. Penso che lo sappiate, però nell'ultimo mese con Liliana ci siamo sentiti in 7 giorni, soli 7 giorni. Gli altri 7 del dicembre 21, loro sono stati via da Trieste. In 7 giorni abbiamo avuto tra di noi 17 chiamate. Lei ha chiamato me 14 volte, io l'ho chiamata 3. E io in quella famosa chiamata del penultimo giorno, cioè del 13, l'ho talmente terrorizzata che lei è corsa a casa, si è presa tutti i sacchetti bianchi, neri, bottigliette, eccetera, ed è venuta qua perché qua è stata trovata a suicidarsi. È impossibile che lei potesse essere posata qua per 3 settimane senza essere divorata dai cinghiali. Allora c'erano, adesso non più perché se ne sono scappati, c'è troppa gente che passa. Lei è stata portata qua a cadavere. Non ho mai parlato di omicidio, ecco. Io non ho mai parlato di omicidio puro. Non è escluso, potrebbe essere. Lei è stata comunque pestata. Ed è uno sbaglio madornale che al marito, ai parenti più stretti, al fratello, sia stato impedito di vederla. Vuol dire che è vero che lei era piena di lividi. Lei è stata pestata. Dopodiché non è escluso, io ho fatto congetture per anni di questo, col pensiero in testa, lei potrebbe perfino essere, diciamo pure, morta per un colpo apoplettico di sorpresa. Comunque il suo cadavere è stato occultato, tenuto da qualche parte 3 settimane e portato qua, io dico la notte del 4 gennaio, altrimenti veniva divorata letteralmente dai cinghiali. Nel 1991 o 1992, non ricordo con precisione, Liliana era rimasta incinta verosimilmente di Claudio Sterpin, ma poi aveva abortito. Molto probabilmente Sterpin non ne sapeva nulla. Come mai questa cosa non l'hai ancora detta al tuo avvocato? Volevo che restasse solo un segreto di Liliana. Questa particolare notizia non mi ha toccato più di tanto perché io sono a zero di morale da 2 anni e 3 mesi. Non è cambiato niente. Tutto questo tempo io non ho dormito una notte in pace. Sempre a mezze ore, a orette, eccetera. Per cui in questo senso non è cambiato un granché. Per me è una novità, ripeto, non ho mai, ma adesso potrebbero dire anche che è andato a fare un giro sulla Luna e è tornata indietro, non cambia granché la mia convinzione. Liliana è stata pestata ed è morta il 14 dicembre. È stata mantenuta da qualche parte, non congelata se no si rovinava, a freddo sicuramente, in qualche ambiente, e posata qua la notte del 4 gennaio. Se passava una notte intera qua veniva divorata dai cinghiali, che aprono gli occhi un poco tutti. Posso parlare? Porco diavolo. Porco diavolo non è una parolaccia. No, a me ad ascoltare queste cose mi mandano fuori di testa. Nel mese di dicembre Liliana si è fermata a casa mia in 2 giornate, 6 ore. 6 ore ferma a casa mia col ferro da stiro in mano? Ma vogliamo capirla o no? E lui dice che io mi sogno di un idillio.
Lei è rimasta in casa mia due volte nel mese di dicembre per 6 ore filate. Questa è la realtà, agli atti. Dai, non posso sentire certe cose io. Nel mese di dicembre Liliana è stata a casa mia in 2 giornate, 6 ore alla volta. Non ce l'ho. Uno non può venirmi a raccontare che fra di noi era un'amicizia e basta. Non posso accettare di sentire uno che dice che fra di noi era una lontana amicizia tanti anni fa, quando 2 settimane prima e la settimana precedente alla sua scomparsa lei è rimasta in casa mia 6 ore. Cos'è che fai 6 ore? Cominciate a pensare. Invito tutte le persone, agli atti ci sono tutti i movimenti di Liliana e del suo telefono nel mese di dicembre, l'ultimo della sua vita. In 2 giornate di quel mese di dicembre lei è rimasta in casa mia 6 ore alla volta, 6 ore un giorno, 6 ore a stirare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.